Buon pomeriggio da Sicilia 24 Focus. Il nostro pomeriggio oggi sarà assolutamente all'insegna della musica. Intanto perché qui con me c'è un ospite speciale, Mario Venuti. Buon pomeriggio Mario. Buon pomeriggio. Ben trovato. Allora, con lui diciamo che viaggeremo tra la carne e il cielo, ma giusto un po' per raccontare. E in mezzo c'è la musica. E in mezzo c'è la musica, e che musica per raccontare non solo di un progetto che ormai viaggia da solo con un disco bellissimo, insomma con tante tracce che raccontano tante sfaccettature e tante atmosfere musicali accattivantissime che ritroveremo nei tuoi live, ma c'è anche in questi giorni il Festival di Sanremo che è partito ieri sera con diciamo risultati di ascolto che vanno in qualche modo guardati, ma noi che amiamo la musica spesso dei risultati dell'Auditel, diciamo, no? Non dico che ce ne importa poco, però il dato sono un segnale. Il dato certo è che gli italiani amano il Festival di Sanremo e lo guardano al di là del fatto che ci sia Carlo Conti, che ci sia Amadeus, che ci sia... Quindi insomma non diamo tutta questa importanza ai presentatori e ai direttori artistici che si contano poi nei risultati che verranno poi giudicati, però gli italiani comunque il Festival di Sanremo lo guardano. Lo guardano. Guarda, noi abbiamo la nostra Veronica Barbarino che è a Sanremo e quindi se ci ascolta io darei proprio la linea a lei. Ciao, eccola qua. Ecco, insomma Mario riconosce molto bene questi luoghi perché insomma quel posto lì sì. lo ha praticato e come, con un successo straordinario, con canzoni sempre di grande qualità. Veronica, allora, è una giornata ricca di appuntamenti per le sale stampa in questo momento, no? Sì, abbiamo tantissimi appuntamenti, sono iniziati questa mattina con Francesca Michelin, poi Gaia, adesso tra mezz'oretta ci sarà Rocco Hunt e poi... E poi, vabbè. Tanti altri, sì. Allora, non ci si ferma. Allora, c'è soddisfazione per questi dati, visto che con Mario Venuti parlavamo proprio inizialmente di questi dati che raccontano di uno share, tu sarai più preparata di me, 65,3%, che però riguarda un Auditel come cosiddetto totale, complessivo, che tiene conto anche di quelli che sono gli ascolti sullo streaming, quindi non solo in televisione, e anche diciamo, i canali, le piattaforme che ripetono poi i programmi, in quel caso Rai Play. È così? Sì, quindi non stiamo parlando di dati di ascolto del momento, ma anche successivi. Questo ha portato a 12.600.000 persone collegate alla prima puntata di Sanremo. Perfetto. Carlo allora Conti. aspetta Veronica, ci torniamo perché poi noi vogliamo parlare di Certo. musica e della cosa che più ci interessa. Io ho qui, insomma, un grande musicista, un grande cantautore, vorrei un tuo giudizio su questa prima serata. Adesso mi arrivano i numeri precisi proprio degli individui che erano lì davanti al televisore, non so come facciano ma si va è nel campo della statistica, quindi un calcolo matematico. Ritorno. Che dire, come ho detto prima, gli italiani sono appassionati. No, ma la cosa che mi chiedo, se il Festival di Sanremo ha così tanto successo, perché nelle altre programmazioni televisive non si cerca in qualche modo, non dico di fare dei piccoli Sanremo, però in qualche modo di creare dei contenitori in cui degli artisti presentano le loro canzoni inedite e invece siamo costretti a vedere dilettanti allo sbaraglio, a volte anche bravissimi, che non hanno ancora debuttato. A volte anche no, però. A volte anche no. Che non hanno le canzoni, non hanno un produttore, non hanno una casa discografica, e però gli fanno tirare il sangue, nel senso che li sottopongono a un fuoco di fila, di giudizi di questi presunti giudici, non so con che titolo, diciamo, che titolo, no? Si ergono a giudici del lavoro altrui. Poi spesso vengono macellati ai fini della trasmissione, quindi lo scopo non è promuovere musica, promuovere nuovi cantanti, lo scopo è fare televisione, E poi questi cantanti, spesso anche molto bravi, vengono bruciati in questi contenitori e poi
buttati nell'indifferenziato, perché poi dopo c'è un'altra trasmissione da fare per l'anno dopo, avanti un altro. Ecco, questo meccanismo molto crudele, così tanto per fare un'autocitazione, francamente si potrebbe evitare, insomma ha un po' stancato, perché poi sono tanti anni che esistono questi talent show, e invece se il Festival di Sanremo ha così tanto successo, perché non creiamo altri piccoli contenitori con delle formule differenti, in altri orari del giorno, in cui si dà la possibilità a degli artisti, ce ne sono tanti, la produzione è di artisti che vogliono fare questo professionalmente, lo fanno anche già, magari anche da qualche disco, da qualche anno, tanto per non parlare del sottoscritto, che magari hanno bisogno di trampolini di lancio per le loro nuove canzoni e spesso gli vengono negati. Quindi abbiamo questi, oppure ritirano fuori artisti attempati che devono fare le trasmissioni senior, junior, baby. Sanno un po' di tristezza alcune di queste operazioni, e certamente non sono forse volte non sono finalizzate alla produzione di nuova musica, sono finalizzate allo spettacolo, anche un po', come dire, anche con un certo stimolare anche un po' certi bassi istinti dello spettatore, un certo sadismo, questa voglia di competizione, di gara, di sangue, vedere qualcuno che soffre, che piange, è un po' tutto lì il trucco. Della musica, insomma, non credo che agli autori di queste trasmissioni freghi tanto della musica, della promozione di nuova musica, creare nuove opere, dare la possibilità a nuove canzoni di avere un trampolino di lancio. Senti, posso dirti che io, alla luce di questa tua analisi, penso che poi questa cosa, che è certamente una cosa che noti tu, ma che noteranno tanti tuoi colleghi, e qui vorrei chiamare in causa anche Veronica, che sicuramente ha ascoltato bene tutte le canzoni, conosce i testi, eccetera, e secondo me forse non c'è stata grande attenzione alla parte testo o perlomeno parte tematiche, no? Nel senso che mi sembra che quest'anno ci sia una sorta di strapotere dell'amore, dei cuori, del sentimento amore, con pochissime incursioni a delle profondità di altro genere. Sarà che forse... Vabbè, dai, facciamo sto pezzo carino per Sanremo, visto che il contenitore è quello, è possibile? Allora, uno dei problemi di questo... Infatti le cose migliori dal punto di vista testuale vengono dai cantautori, da Bruno Risas, da Lucio Corsi, vengono da Simone Cristicchi, da Francesco Gabbani. E gli altri, diciamo, anche perché gli altri, che per la maggior parte sono interpreti, spesso sono, adesso non voglio parlare di cose che non conosco, però spesso vengono, non costretti, però invitati, stimolati, essendo appunto degli interpreti più che degli autori, a cantare delle canzoni di altri autori. E cosa succede nel mondo degli autori? Cosa succede? Succede che c'è una lottizzazione, per non dire un monopolio, da parte di alcune major che sono non solo discografiche, ma sono anche editoriali, sono la branchia editoriale, non so, Universal Publishing, solitamente questa è la sigla con cui si contraddistinguono le società editoriali, che hanno nel loro roster degli autori e tendono a privilegiarli. E questo è un meccanismo però, per cui alla fine sono sempre un po' gli stessi autori che le canzoni sono un po' tutte scritte dalle stesse persone. Allora Veronica, è vero, si parla tanto di cuore, amore, punto e basta, con ovviamente dovute eccezioni. Vabbè, si parla anche di depressione, come ad esempio nella canzone di Fedez. Sì, Fedez parla di depressione, poi tutta, non so, sì, effettivamente. Certo, essere depresso su un attico, scusami se ti interrompo, faccio una battuta. Sì. Essere depresso su un attico da 2 milioni di euro è sempre diverso da che essere depresso in un tugurio. In un tugurio.
Non diciamo, vorremmo essere... i soldi non fanno la felicità, ma tra essere infelice ricco e infelice povero è sempre meglio essere infelice ricco. Senti Veronica, a proposito di tematiche, non vorremmo peccare di qualunquismo, ma in fondo insomma l'osservazione è assolutamente, come dire, quasi spontanea. Allora, a proposito di tematiche, oggi tu hai avuto modo di sentire Francesca Michelin, una delle artiste attese peraltro al festival, che si è presentata insomma con qualche reduce da qualche problema, no? Fisico, un anno un po' difficile per lei, ci voleva forse questa boccata d'ossigeno. Che tipo di racconto fa? E poi la sentiamo, lancialo tu. Beh, lei racconta che bisogna vivere la vita, apprezzare le cose tecniche, e questo stop l'ha fatta pensare tanto e apprezzare le piccole cose. Che è un po' il messaggio che è il messaggio sì, che mi dice... Sì, purtroppo c'è un problema nell'audio, ma d'altra parte lo spieghiamo, Mario, al nostro pubblico, lì è una congestione, sì, lo so, una congestione di segnali. Va bene, se mi posso permettere di chiosare quello che ha detto la nostra amica da Sanremo e che interpreta la canzone di Francesca Michelin, direi la vita non è un film di Doris Day, i problemi esistono per le persone comuni, non esistono per i cantanti. È vero che cambia il modo in cui li si affrontano e sicuramente l'invito che ci fa Francesca Michelin a vivere comunque le situazioni, per quanto dolorose, con sempre energia, stato d'animo, forza vitale, è sempre la cosa migliore, piuttosto che farsi, come dire, affogare dai problemi. Certo. È meglio affrontarli a cuore aperto, anche col sorriso, che non guasta mai. Non farsi vincere, mettiamola così. Lei, tra l'altro, Mario, fa anche una critica molto particolare a questi tempi complicati, no? Nei quali l'apparire, l'immagine, insomma, l'affronta con un po' di fatica. Ma la vogliamo sentire, proprio una battuta oggi. Eccola Questo qua. Fango in Paradiso, che è il titolo, per me rappresenta quella imperfezione nella perfezione, perché io sono contro il freak da matti e ne soffro molto, perché questa cosa nella mia vita mi ha fatto vivere a volte molto male il mio lavoro, perché sono sempre lì attenta a tutto, ad ogni dettaglio, e non mi godo il momento. Invece in questo festival torno proprio perché mi voglio godere questa cosa della musica, voglio proprio vivermela al 100% e voglio seminare questa imperfezione in giro, questo fango. Nel videoclip che è uscito ho chiamato un mio vecchio amico, anzi i miei due vecchi amici, che sono Masiar Firusi, che è stato l'attore protagonista di Io non abito al mare. Ho pensato di richiamarlo per questa interpretazione e ovviamente c'è un cameo straordinario di Fernando Alonso, quindi insomma guardatelo, siccome mi piacerà. Lo guarderemo questo Freak, video. non ho capito la storia dei freak. Beh, forse cosa intende per freak? Probabilmente il freak è forse questa cura assoluta, no? dell'immagine, questa perfezione. Mi mancano un pochettino. Allora, ai miei tempi freak e i freak erano i figli dei fiori. Lo so, però lei forse o invece perlomeno lo intende freak sono le persone quelle strane, un po' fuori dai canoni, dalle convenzioni. Freak per me significa questo. E poi comunque non so. è una forma anche probabilmente nel freak di perfezionismo anche in quel versante, probabilmente si distacca come dal certi perfezionismo, termini, passa per me è tutto il tempo, l'opposto. è tutto l'opposto, vabbè, insomma, lei in qualche modo l'ha raccontata così. Invece le imperfezioni di questo tempo e di queste città tu le racconti in un'altra maniera. E le racconti in un pezzo meraviglioso che fa parte di questo album bellissimo, che racconta una quantità di sfaccettature di questo uomo che non smette mai di sorprenderci. Questa canzone la sentiamo, mi fanno segno di fermarci, ma noi non ci fermiamo, regia, non ne abbiate a male, perché un minuto di questa canzone di Mario Degrado la voglio far sentire al nostro pubblico. Eccola qua. Di là, cerchiamo di far diventare meno inferno, perlomeno. L'oggi, quello no? che stiamo vivendo è il momento. E poi il paradiso quando verrà, se verrà. Se verrà. Allora adesso ci fermiamo. Allora regia, potete andare. Con una pausa breve torniamo. Siamo
Siamo tornati in studio con Mario Venuti, con la nostra Veronica Barbarino in collegamento da Sanremo. C'è un po' di calma da quelle parti, Veronica? Insomma, forse insomma, è mai. finita un'ondata, ma ora tra un po' arriverà l'altra. È il panico. Ma tu lo sai, Roberta, ci sei stata un sacco di volte. Sanremo è una settimana Di fuoco. Allora, è stressantissimo per gli artisti, non so se vi rendete conto, perché sono artisti poi anche quelli un po' più popolari, cioè non possono neanche mettere il naso fuori dalla camera d'albergo, che sono assediati dai microfoni, dalle telecamere che spuntano dappertutto come Però funghi. è vita dura anche per i cronisti, te lo posso assicurare, vero Veronica? Cioè praticamente devi stare attento sì. che ti spunta sempre un microfono, una cinepresa, una telecamera da qualche parte spunta, quindi devi stare, vivi praticamente in un grande fratello, perché sei sempre in vista, non puoi fare un passo falso. Senti, una pillola di informazione, Veronica, e poi torniamo con Mario che ci deve insomma raccontare di un live importantissimo in Sicilia, anzi di un paio di live in Sicilia. Oggi c'è stato anche l'incontro in sala stampa con diciamo una figura che sarà il super ospite di stasera, e quindi... Ci sarà Damiano, vabbè. l'ex frontman dei Maneskin, 70 attesa, anche perché c'è tanta curiosità di sapere, ma torneranno insieme i Maneskin oppure ormai è un progetto dimenticato, quello del band rock, anche perché possiamo vedere che ormai lui ha adottato questo stile un po' anni 70, da divo, magari americano. Infatti vabbè, anche la sua scelta di vivere in America, a Los Angeles, niente, quindi c'è questa curiosità. E poi dicevano durante la conferenza stampa con Carlo Conti che con lui si esibirà una persona, una donna, non hanno detto chi, sarà quindi una sorpresa, è però sicuro che farà un omaggio a Lucio Dalla. E allora, questa l'abbiamo insomma snocciolata come informazione. Allora, a proposito di informazioni, dopo Sanremo, dopo questa valanga di musica in Sicilia, ti proietti verso degli appuntamenti importanti, perché quando tu giochi in casa, no, sei sempre particolarmente felice, diciamolo. Sì, anche se questo tour prosegue, poi andrà a Roma, Milano, Torino, Genova, adesso si aggiungerà anche Napoli, insomma... Diciamo le date, allora, il 28 sarai allo Zoo, il 28 febbraio. da Zoo a Catania con un doppio spettacolo, uno alle 19 o 19:30, insomma abbiamo votato questa formula che a me piace molto, del concerto orario... Pomeridiano. No, noi diciamo è un orario 19:30, è un orario aperitivo. Beh, ma per noi era per i ragazzi è pomeriggio, per loro la sera inizia alle 23. È vero, però posso anche dire che la gente che mi segue non è più... assolutamente. Ci sono anche dei ragazzi, per carità. No, ma io trovo invece una cosa, in Europa i concerti si fanno tutti 18, 18:30, 19, il che lo trovo una cosa civile. Molto. Perché così esci dal lavoro, magari ti fai un bicchiere, una birra, un bicchiere di vino, ascolti un concerto e poi sei libero di tornare a casa o di continuare la serata andando a cena, in discoteca, dove vuoi, se hai voglia, tempo ed energie, se magari è un venerdì o un sabato, se no te ne torni dirigentemente a casa che l'indomani si lavora. Si lavora. E allora, dopo il 28 avrai il 1° marzo sarai a Palermo con la possibilità anche del 2 per chi non ce l'avesse fatta, Sì, insomma, anche a Palermo è il un doppio spettacolo, tardo pomeriggio e sera, però credo alla Real Teatro Santa Cecilia. Sì. Sì. Però appunto è in via di esaurimento, no. La seconda data, No, dico. la prima è in via di esaurimento, per cui è stata aperta una seconda. Ok. Non è stato ancora dato il sold out perché ci saranno una decina di posti ancora per chi volesse andare il sabato 1° marzo. Se no comunque è stata aperta una seconda data per il 2 di marzo che è appunto sempre tardo pomeriggio alle 18. Allora, un'immersione totale nella tua musica con questa aggiunta meravigliosa di quest'ultimo disco che dicevo a Mario, insomma, io ti metti lì, te l'ascolti, io amo ascoltare in cuffia ed entri in un'altra dimensione, che è la dimensione di un fluire mai scontato, vario,
che ti fa fare dei respiri profondi, ma nello stesso tempo a volte no, ti fa pensare, ti fa incupire un po'. C'è tutto in questo disco. Veramente sei riuscito a concentrare tantissime influenze del tuo Sì, non so fino a che punto non sono io la percorso. persona più adatta a dirlo, però credo che sia una sintesi abbastanza esauriente Sì. del mio lavoro anche passato. Alcuni fanno dei riferimenti anche ai miei primi dischi, a Microclima, un po' di febbre, se non altro per le sonorità che si avvicinano in alcuni episodi al mondo sudamericano. Che Il è stato legame con sempre una... Troppi Italia c'è naturalmente, no? Sì, sì, Anche- questa dice l'Occidente, altre canzoni, se vogliamo andare anche indietro, anche con i De Novo, avevamo un po' questo gusto dolce amaro, di veicolare anche qualcosa che sia stimolante, perché sai, il disimpegno proprio a 360 gradi, come ho detto altre volte, un po' mi imbarazza. Occasionalmente un po' di disimpegno ci può stare, magari più nella musica, ma nel testo un elemento più riflessivo sulla nostra società mi sembra insomma, doveroso. 40 anni di carriera non si fanno per caso, signor Benuti, guardi, glielo dico proprio ufficialmente. Veronica, allora, sei ancora lì? Sono ancora qua. Allora, che cosa succederà questa sera per tutti i telespettatori del festival? 15 cantanti in gara, poi cominceranno i giovani, no? Siamo stati nuovamente relegati in un angolino. Sì, cominciano i giovani, saranno 4, li conosciamo. Alex. Sanremo è una consacrazione popolare. Perché lui non ha bisogno di numeri, perché aveva già i palasport sold out da prima, però è giusto che un cantautore come lui abbia anche un riconoscimento popolare della signoruzza che magari non sapeva chi fosse, e se lo merita tutto. Però io mi orienterei di più verso appunto un talento ancora non inespresso, però semi sconosciuto, che è quello di Lucio Corsi. Perché io ho trovato in lui, nella voce, alcune sfumature che mi ricordano Ivan Graziani. Tra l'altro lui, se non ricordo male, segue dal vivo una versione, non so se di Mona Lisa o di... Nelle cover, dici? Dal vivo. Ah, dal vivo come suo repertorio. Sì, io non so cosa ha scelto per la serata delle cover, però questa affinità vocale, probabilmente anche questo, come dire, questo lato, qualcosa che lo avvicina a Ivan Graziani. E quindi insomma questa cosa ti colpisce particolarmente, ti incuriosisce? Mi piace perché io credo che anche negli artisti nuovi sentire l'eco di un artista del passato sia una cosa buona e giusta. Certo, perché no? È una sfumatura della voce. Non di base oggi come oggi. Però insomma, lui c'ha quell'aspetto un po' c'ha le spalline alla David Bowie. Sì, abbiamo visto ieri, alla David devo Bowie, dire, particolarissimo. quindi un po' è un personaggio così anche bizzarro, uno scricciolo, è vero, proprio magrissimo. Che poi ha questa voce invece tutto sommato interessante. La voce sì, abbastanza molto interessante, è un bravissimo musicista, abbiamo visto pianista, anche chitarrista, anche nella chitarra solista. È un personaggio che già ha una sua storia, ha anche un suo pubblico. Ha avuto anche collaborazioni con Francesco Bianconi del Baustelle, che lo ha prodotto, e insomma alla fine poi quando tu vedi un artista lì e dici ma chi è questo? Ma chi è questo? Non lo sai tu chi è, però lui il suo da fare se l'è dato già da diversi anni. Allora, tra l'altro è nel quintetto, no? I primi 5 senza ovviamente un ordine, ma è logico, la stampa. Quelli della stampa. Allora, Mario Venuti, grazie. Io vorrei averti, Roberta, devo dire, più spesso con me per parlare di musica. Vi aspetto il 28 febbraio da Zoo, il 1° marzo al Real Teatro Santa Cecilia a Palermo e anche il 2 marzo al Real Teatro Santa Cecilia, tra la carne e il cielo. Pronti ad applaudirti con tutte le altre canzoni, ricordiamolo, Ovvio, non ci sono solo le canzoni di quest'album. Ci sono 5 canzoni del nuovo disco, poi per il resto i miei grandi classici, tutti riarrangiati con queste sonorità elettriche, però con un bravissimo percussionista brasiliano, Gabriel Prado, che è veramente un ragazzo d'oro. Sono molto contento che sia nella nuova formazione e quindi un sound per me stimolante, molto ci abbiamo lavorato parecchio ed è una cosa a cui tengo molto. Grazie Mario, in bocca al lupo, alla prossima. Il nostro Focus torna domani come sempre alle 14:30.